Tacca, tacca. Signora, non sia timida, molto lieto. Pino Lignuso, lei si chiama? Sofia. Sofia. È suo marito? No. No. Il mio accompagnatore fisso però. Il suo accompagnatore fisso. Allora, io direi una cosa. Siccome ci ha fermato, adesso non può alto, mi ha fermato e mi ha detto guarda che noi abbiamo da dire uno scoop incredibile. È una cosa che sappiamo solo noi di Automoto Sky 228. Facciamo avvicinare anche il no, si avvicina anche lei, si avvicina. Allora, è l'autista. Mi ha fermato dicendo guarda, oggi abbiamo suggellato un accordo. Silenzio però. Non lo diciamolo a nessuno. Non lo diciamo a nessuno. Lo sanno tutti. Qual è questo accordo? Che partiremo per la Polonia con il camper, con la Blue Camp. Blue Camp. Che ci sponsorizza il viaggio in Polonia in camper col camper attrezzato. E chi sarete? L'equipaggio da chi è composto? Da me, lui e mia figlia di 8 anni. E la bambina. Che è sparita in questo che adesso arriva perché mi voleva raccontare una barzelletta. No, prego. Dice che questo è un eccola qua, è arrivata. Guarda, allora ti stiamo. Vieni Andrea. Allora, dice che questo è un camper attrezzato. Sì. Quindi quale sarà, intanto diciamo due parole, il tour che dovete fare e quali saranno le mansioni di ognuno di voi? Allora, il tour che dobbiamo fare, noi partiamo per la Polonia per un motivo specifico che è il mio Erasmus. Io vado in Erasmus 6 mesi in Polonia, quindi l'idea è quella di fare un tour completo della Polonia, partendo dalla piccola Polonia, quindi dalla zona di Cracovia dove io sarò a studiare. Parliamo di quale data? Il 3 e 4 di ottobre, cioè ora. Quindi, imminente. Ora. E da lì muoverci per tutta la Polonia, andando a realizzare poi una guida che sia accessibile a tutti, per spiegare com'è la Polonia accessibile. Chi è che sarà la guida? Un po' lui e magari un pochino anch'io. Bravo, perché questo è un mezzo attrezzato. Sì. Il mezzo. Aspetta, mi fanno uno. Perché questa è una cosa nuova che non sapeva, eh? Allora, ti puoi un attimo toppare le orecchie? Allora, toppati le orecchie. Allora, cos'è che gli dobbiamo dire? Che il mezzo è attrezzata la guida anche per le persone con disabilità. Quindi adesso glielo dobbiamo dire. Eh sì. Ricordami il nome? Sofia. Sofia, ascolta, noi ti volevamo dire una cosa che te lo dico nell'orecchio. Questo è un mezzo attrezzato alla guida dove potrai sbizzarrirti. Fantastico, allora non lo posso sapevi, licenziarlo? Non lo brava. Partiamo solo io e la bambina. Ecco, tu e la bambina, hai visto, non dovevi dirglielo, adesso devi andare via. Ma hai fatto tanto per l'intervista. Ha necessità dell'aiuto. Ma ci mancherebbe. Va bene, quindi questo mi sembra un progetto molto interessante, dai. È un primo. Per la mobilità è ottimo anche per la mobilità è ottimo per il tempo libero. Per il tempo libero. Altrimenti uno si muove solo per le cose tutti i giorni e poi in vacanza. Brava. Senti, lancia un canale dove possiamo. Avvicinati. Dove possiamo. Non so neanche truccare. Ce l'abbiamo il trucco e parrucco qui, no? Senti, viaggerai, hai detto tu, io, l'accompagnatore e tua figlia. Allora, canali volevo come sapere. possiamo sapere, tenerci aggiorniti sul tuo viaggio? Instagram. Mamma alle rotelle. Mamma ha le rotelle con la H. Mamma ha le rotelle. Lì stories tutto andare perché giustamente. E poi troverete poloniaaccessibile.mammalerotelle.it che è il portale, il sito dove racconterò. Fa parte di Viaggiare Disabili Tour, che è un progetto più grande di accessibilità. Guarda che noi ti seguiremo, ti guarderemo online e vorremmo sapere esattamente tutto di questo viaggio. Va benissimo, io. Ogni tanto salutaci. Automoto TV. Automoto TV, che io leggo peraltro. Bravo. No, vabbè, rifacciamo, non è un giornale. Noi Sonia, è una cosa incredibile. Vabbè, teniamolo. Era più bellissimo. Senti, chiama tua figlia che deve raccontarci una barzelletta. Come si chiama? Sei sicuri? Sì. Allora, tu hai detto che è una battuta, una gag. Vieni qua vicino alla mamma. Allora, cosa volevi dire? Lo sai qual è il colmo per una gallina? Aspetta, il colmo per una gallina. No, non lo sai. Non sai. sei capace. Tu, il colmo della gallina? Non lo so. Senti, noi qua. Tu, il cameraman, tu lo sai? Il colmo della gallina no. Qual è? Andare in tribunale a deporre le uova. No! Ridiamo. Sei stata brava, amore. Forse peggio. Brava, no. Ieri abbiamo fatto i 5 contro di avere una mamma travel blogger, lei ne ha trovate troppe. Senti, avrai una bella compagnia con la bambina, almeno ti terrà lo spirito perché lui No. com'è? Lui è serio. No, lui è peso. Vabbè, è simpatico, dai, salutiamo. Grazie. In bocca al lupo per il vostro viaggio e che dire? Grazie. Un bellissimo progetto e è il primo. Va bene, il primo e non è l'ultimo. Non è l'ultimo. Bravo. Ok, ciao, grazie. Grazie mille. Ciao.